Vittoria nel derby, 17 risultati utili consecutivi e primato solitario per il Napoli Futsal che batte il Sala Consilina e approfitta dello stop in trasferta della Fel di Eboli inflitto dal vitulano Dragstore Manfredonia con Ronaldo e Canal sugli scudi per 3 punti pesantissimi nella bagarre salvezza. Una Roma in salute batte nel derby dei Così di Genzano, al terzo posto c'è la Meta Catania con una vittoria in rimonta contro un'ottima Italservice Pesaro. Il colpo di giornata del Pomezia che sbanca Leni portando a casa un successo d'oro in chiave playoff e fa lo stesso la Sandro Abate con rete decisiva ad 1 minuto dal termine di Ghi a Padova. Il nuovo corso di Daniel Ibañez vale un ottimo punto conquistato dal Cosenza a Treviso, si fa complicata la classifica del Benevento, sconfitto dall'Active trascinato dal solito Cesaroni. In classifica Napoli 40, Fel di Eboli 39, Così di Genzano 38, Meta Catania 37, Roma 1927 35 e l'84 Torino 32, Fortitudo Pomezia 31, Sandro Abate 28, Came Treviso 23, Sala Consilina 22, Active Network 21, Vinumita di Petrarca 19, Italservice Pesaro 16, Vitulano Dragstore Manfredonia 15, Pirossigeno Cosenza 14, GG Teamwear Benevento 9 punti. Queste le sfide del prossimo turno: Pirossigeno Cosenza Meta Catania, Pomezia Petrarca, Sandro Abate Manfredonia, Sala Consilina Roma su Vivo Azzurro TV, Benevento Napoli Futsal, Pesaro Active Network, Fel di Eboli Came Treviso e Così di Genzano l'84 Torino sarà la sfida di Sky Sport il 25 febbraio come tutte le altre partite perché si gioca nel turno infrasettimanale di martedì. E qui intanto ancora l'opportunità per il Napoli con la palla che danza vicino Fiuzza, Pellegrino cerca di inventare qualcosa e alla fine il gol ci arriva per il Napoli con Van der Salas che la mette in fondo al sacco, indecisione. Salas, il destro, il gol del Napoli che va sul 2-0. Intanto qui splendida la giocata con Bono che calcia col destro nell'angolino. Chapeau per questa azione del Napoli. La palla dentro per il tentativo fermato da Vavà che calcia in porta e questa volta il gol lo trova Vavà. 4-0 per il Napoli. Arillo, controllo orientato, palla dentro, il gol da parte di Vidal, giocata benissimo questa volta. Qui Bolo recupera il pallone, poi Salas calcia e trova il gol, il Ciolito. Il gol da parte dello Sporting Sala Consilina, forse una deviazione sul tiro di Edelstein. Reduce da 5 sconfitte consecutive in casa. Ronaldo! D'improvviso Ronaldo Cabarcas. Selusio, tiro che buca le mani di Caio. Caponigro prova dalla distanza, il pallone rimane lì. Attenzione, danza pericolosamente. E con una magia Ugherani. Leboli, Ronaldo, seguiamo il tentativo alla rete, splendida rete di Ronaldo Cabarcas. Formazioni di Serie A non aver mai perso fuori casa. Tentativo alla rete di Canal e c'è la rete. C'è la rete del 4-2. Non è trascinato oltre il rettangolo di gioco. Canal, Cullani, si gira Cullani, Di Stagno e poi Mauro Canal la mette dentro, ancora lui. Tutti gli appellativi rivolti a questo giocatore non sono superflui. Arriva la rete del 5-3. Russo tra le linee e poi con il petto Caio prova poi a calciare e la palla termina in rete. Caio Ainsa, De Rolli. Gran giocata, palla in mezzo, Ugherani e la palla termina in rete per il 6-4. La passata sotto le gambe di Matilara, Fortino! Ennesimo assist del campionato di Lucio Avellino. Fortino che va in fascia da Dimas che punta Fusari, le finte di Dimas, sinistro! E raddoppia la Roma col suo capitano. Accenno di raddoppio di Dimas, finta di Micheletto che va via sul destro, passa ancora, rimorchio, De Oliveira spacca la porta. Bellissimo gol delle Così di Genzano. Centra, scarico, Bissoni, in angolo Nem, Cai che para, poi con la porta vuota alza, mentre suona la sirena. Il gol di Caiche è valido. Attenzione! Quindi Tornatore e Sicheira le scelte! C'è il gol di Galliani che aveva anticipato sia Silvestri che Tornatore, si era messo in mezzo alla doppia traiettoria, poi Saponara!
c'è il gol dell'Ital Service Pesaro. Ora Turmena viene raddoppiato, non riesce a calciare, tacco per Musumeci che calcia e c'è il tocco di Anderson, ha pareggiato la meta Catania. Puntare, calcia di sinistro, Musumeci alimenta per Musu per Pulvirenti, la carambola giusta, muove Bocao, pallone fuori, Enes è il primo squillo, poi prova, grandissimo gol di Patias, rientra, finta di Lopez, cerca spazio Lopez, forte, forte, forte sul secondo palo, Coco, Tuli, scarico facile, palla corta, attenzione a Tiaghigno, punisce l'L84, 1 contro 0 e controlla. Poi pallone lasciato lì per Gattarelli, Lopez solo con Tondi, Lopez, bella giocata, Lopez, super gol. Palla centrale letta da Cutrupi che calcia verso la porta dell'L84. Christopher Cutrupi trova la doppietta, lascia lì il pallone per Coco, dentro ancora un ottimo Gattarelli, poi Cotrignelli calcia verso la porta dell'L84. Ghiaccio per partita. Dato il pallone a Giampaolo che prova a ripartire su botta il pallone e indovinate un po' chi c'è, arriva il gol di Davide Lucacel, va a guadagnarsi il massimo, cioè il calcio d'angolo con il pallone dalla parte opposta per Botta che trova il gol al volo di destro, 11 del Sandro Abate, prova a ripartire veloce, ancora Ghi col sinistro, è l'1-2 tremendo della Sandro Abate, ancora il numero 11 Rafinha glielo scippa, ancora il tocco di Rafinha per Giampaolo che trova così il gol del 2-2 con Pigna sul punto di battuta, ma in mezzo Pigna, arriva Kenji il pallone dopo la respinta della difesa del Vinumita di Petrarca e Kenji come all'andata punisce gli uomini di Giampaolo. Rafinha, Giampaolo, c'è la conclusione dal nulla, conclusione, la puntata sotto il 7. Ancora Alex, c'è Pigna, il giro palla e l'imbucata di Ghi a 45 secondi dalla fine trova il gol del vantaggio. Cabessa, vediamo, parte il destro e la rete di Cabessa, pallone per Walex, parte il tiro e la rete, il pareggio di Sutton. In palio si vuole sollevare dalla classifica e la rete, Matteus va a realizzare subito e dall'altra parte la Came avrà la forza in qualche modo e ci riesce con Giappa a 52 secondi dal termine. Grasso, tutto regolare, se ne va il numero 4, pallone in mezzo, Paolo Cesaroni fa 1-0, fa esplodere il palazzetto di Orte. La Medica, pallone per Cesaroni, fa 2-0, Paolo Cesaroni, Fabinho prova e arriva il 2-1.